come ho scritto sulla lettera della sensoria. Grazie anche dello studente. Grazie, niente, complimenti, buon lavoro. Bene, ciao. Ciao, ben trovato, ciao. Buongiorno a tutti, grazie per essere qui, colleghi presenti in sala, ai numerosi oncologi e a quanti sono collegati via Zoom. È per noi un momento importante, la presentazione, è un appuntamento ormai tradizionale, siamo arrivati alla 12ª edizione dei numeri del cancro. È un impegno che AIOM con l'Associazione Nazionale del Registro dei Tumori, con Fondazione AIOM, con l'Osservatorio Nazionale Screening, con l'Istituto Superiore di Sanità attraverso Passi e Passi d'Argento e con gli anatomopatologi di SIAPEC, abbiamo deciso di portare avanti per fornire alle istituzioni, agli operatori sanitari, ai clinici, alle associazioni dei pazienti uno strumento importante. I numeri, voi sapete, sono fondamentali per la pianificazione, per la gestione di patologie complesse, quali sono le neoplasie. E siamo qui oggi e ringraziamo il Ministro perché ha voluto in primo luogo ospitarci, in secondo luogo essere qui presente con noi, motivo di grande onore, perché siamo convinti che davvero il gioco di squadra, quindi la collaborazione fra clinici, colleghi giornalisti e istituzione sia fondamentale per utilizzare al meglio le risorse su una patologia particolarmente importante. La presentazione di oggi, voi vedete dal programma, sarà articolata e entreremo nel dettaglio. Ovviamente è doverosa da parte mia, da parte nostra, il Presidente Cinieri ha appena dato al Ministro Schillaci una copia del volume freschissimo di stampa. È doveroso dare la parola al Ministro, ringraziandolo ovviamente per essere qua oggi a significare l'impegno anche delle istituzioni. Peraltro il professor Schillaci, voi sapete, è un medico nucleare, quindi un cultore della materia. Ministro. Grazie, buongiorno a tutti. Non potevo mancare alla presentazione di oggi insieme ad AIOM e AIRTUM per l'edizione 2022 dei numeri del cancro in Italia. Come dicevo prima ai due presidenti, i numeri sono sempre importanti e sono poi alla base di quello che si deve fare. Capire i numeri, interpretarli è dal mio punto di vista fondamentale. E in particolare questo rappresenta uno strumento prezioso per monitorare la malattia oncologica, valutarne l'impatto e soprattutto le strategie di prevenzione dei tumori e dei sistemi diagnostico-terapeutici nazionali. E come è stato detto, ho dedicato molti anni della mia attività allo studio proprio dei tumori e come Ministro della Salute oggi lo considero questo aspetto dell'oncologia e soprattutto della prevenzione in campo oncologico prioritario nelle politiche sanitarie della nostra nazione, specie in questo momento. Stiamo superando finalmente la fase emergenziale del Covid-19, possiamo tracciare un bilancio complessivo della situazione degli effetti collaterali e importanti della pandemia. Tra questi sicuramente uno dei più dannosi è rappresentato dal forte rallentamento, in alcuni casi dalla sospensione degli screening oncologici, specialmente durante i momenti più difficili dell'emergenza, penso soprattutto alla prima ondata. Queste interruzioni hanno determinato mancate diagnosi, un aumento dell'incidenza e della severità delle malattie oncologiche che credo sconteremo negli anni a venire. Secondo il rapporto, nel 2022 in Italia sono stimate 390.700 nuove diagnosi di cancro, rispetto al 2020 c'è un incremento di 14.100 diagnosi, segno che dobbiamo recuperare in fretta i ritardi diagnostici, rafforzare le attività di prevenzione primaria e secondaria. Per quanto riguarda i livelli di screening, nel 2021 sono tornati a quelli pre-pandemici. L'aumento nel 2021 del numero degli interventi chirurgici per i tumori della mammella e del colon retto, nonché della percentuale dei tumori in stato iniziale, conferma una ripresa dell'attività di screening oncologico e verosimilmente di una presa in carico più precoce di queste neoplasie. Ricordo poi l'importanza della vaccinazione contro il Covid per i pazienti oncologici, per i quali, se non vaccinati, il rischio di decesso in caso di infezione è elevato. Altra leva su cui agire è quella degli stili di vita.
Per quanto riguarda i fattori di rischio comportamentali, i dati raccolti durante il biennio 2020-2021 segnano un momento di accelerazione per lo più in senso peggiorativo. Un elemento che non può non destare preoccupazione se si considera che il 40% dei casi, il 50% delle morti oncologiche possono essere evitate intervenendo su fattori di rischio prevenibili. La pandemia ha messo in ulteriore risalto inoltre le fragilità dell'offerta sanitaria in alcune aree dell'Italia, rendendo ancora più evidente la necessità di intervenire per superare le tante diseguaglianze. Ribadisco anche in questa sede l'impegno a una rapida adozione del Piano Oncologico Nazionale nell'ambito delle azioni per rafforzare su tutto il territorio nazionale la prevenzione, la diagnosi, la cura, l'assistenza del malato oncologico. In occasione del recente Consiglio dell'Unione Europea ho anche sostenuto insieme ad altri ministri della Unione Europea l'adozione di una raccomandazione che, oltre a potenziare i programmi di screening, apre alla prospettiva di estenderli a tumori ad oggi non ricompresi in queste attività. Il progresso nella lotta ai tumori inoltre non può fare a meno di forti investimenti nella ricerca, con particolare attenzione alle scienze omiche, alla ricerca biomedica, alle tecniche oggi disponibili di intelligenza artificiale. Sono molti temi da affrontare insieme. Gli interventi che seguiranno forniranno maggiori dettagli sulla fotografia del cancro in Italia che troviamo poi descritti nel rapporto. Da parte mia rinnovo il forte impegno a sostenere ogni iniziativa utile a rafforzare investimenti per approcci sempre più efficaci di ricerca, diagnosi e trattamento delle malattie oncologiche, con tutti i progressi che la scienza medica ci porta, per la tutela di tutti i pazienti e a sostegno di tutti gli operatori sanitari, associazioni, familiari che si prendono ogni giorno cura di loro. Quindi vi ringrazio e vi auguro un buon lavoro. Grazie. Grazie signor Ministro per quanto ha sottolineato l'impegno per la ricerca, l'impegno per gli screening, l'impegno per corretti stili di vita, l'impegno per l'innovazione. Sono cose importanti, soprattutto per le patologie oncologiche. Entriamo nel dettaglio, dando senz'altro la parola al Presidente nazionale di AION, il Professor Saverio Cinieri, per cominciare a introdurre il tema. Arrivederci, buon lavoro. Peccato che è nascosto. No, l'ho aperto. No, ci siamo. Allora, ringraziando il Ministro per essere stato qui con noi e per aver adempiuto la promessa che ci aveva fatto, ringraziando tutti voi che avete voluto essere qui in questa presentazione importante di questi numeri, anche per aver accettato il cambio di giorno, perché era fondamentale essere tutti qui insieme. Queste sono le mie disclosure, ma volevo semplicemente presentare nella prima parte della mia rapida presentazione quello che è AIOM. AIOM è stato fondato nel 1973 e si appresta, anzi è entrato nel 50° anno. L'anno prossimo è l'anno del 50° di AIOM e con orgoglio vi dico che abbiamo aumentato di 400 unità i soci AIOM, arrivando a 2740, vicinissimi ai 3000 soci che sono i 3000 oncologi medici italiani. Questo direttivo, con cui stasera ci vediamo a Milano e domani facciamo l'ultimo direttivo del 22, è un direttivo che ha molto lavorato, soprattutto perché, e questo lo abbiamo detto nelle interviste e verrà fuori da alcuni dati presentati, secondo l'OMS sta aumentando l'incidenza in tutto il mondo di casi di cancro con un incremento importantissimo. Ma AIOM è una società scientifica e rapidamente, soltanto così per farvele scorrere, sono le pubblicazioni scientifiche che AIOM fa col nome AIOM nel 2022. Ma AIOM è una società scientifica aperta al sociale e per questo nell'era dei social siamo entrati pesantemente nella definizione di quella che è l'oncologia, per cancellare quel brutto termine che non ci è mai piaciuto, brutto male, ma per parlare in maniera serena di cancro,
facendo una serie di attività media che si espiono sui maggiori canali come Instagram, Twitter, Facebook e LinkedIn, ma soprattutto con la nostra TV ufficiale, che è la web TV ufficiale di IOM, che ha raggiunto 530.000 persone, questo con 405 video pubblicati, di cui 177 nel 22, e su cui siamo in diretta in questo momento. Questi sono gli altri contenuti social, questi sono i risultati dei canali, ma IOM ha comunque un sito che è la parte storica della nostra società scientifica, con una presenza importante di visite e di accessi, ma IOM ha un prodotto, che sono le linee guida, su cui col direttivo e col presidente incoming Franco Perrone, che è qui insieme a noi, stiamo lavorando per cambiare la veste non solo grafica, ma anche dei contenuti delle linee guida, anche perché sul sito del Ministero della Salute, sul Sistema Nazionale Linee Guida, IOM, la società scientifica che è predominante come percentuale, e questo lo dico come orgoglio, di linee guida che sono validate dal Ministero e che costituiscono da quel momento in poi, da quando c'è la validazione, uno strumento importante per noi oncologi, per i pazienti, per i giuristi, per tutto il sistema sanità oncologica in questo Paese. E quindi voglio ringraziare i 500 cittadini che si impegnano per la gestione delle linee guida, e ne stiamo facendo di nuove. Ma le linee guida sono state scaricate quasi 3 milioni di scarichi dal nostro sito, il che vuol dire che c'è una reale importanza, ma abbiamo fatto anche con il Ministero della Salute delle cose che vengono un po' anche direttamente da quanto ci diceva il professor Schillaci adesso. IOM è stato chiamato per la prima volta a gestire la parte riguardante l'oncologia, come vedete, sulle linee di indirizzo sull'attività fisica. Vi sembrerà strano, ma nel precedente volume, che richiede la presenza di specialisti di tutti i campi, l'oncologia medica non era stata interessata, e questo secondo me è un errore di cui i funzionari del Ministero si sono ravveduti. Ma IOM fa delle battaglie di civiltà, perché le giornate dell'etica di quest'anno sono state dedicate, lo dico con orgoglio, con un congresso di alto livello scientifico sulla salute differenziata per genere, nel senso per capire le differenze fra efficacia e tossicità dei nostri trattamenti fra uomini e donne, ma anche alle problematiche che sono importantissime delle comunità LGBTQIA, che ha delle problematiche oncologiche misconosciute ai più, che esistono e sono importanti. Ma continuiamo eticamente, ne parlerà diffusamente dopo di me il presidente di fondazione, il dottor Giordano Beretta, a muovere la nostra campagna per il diritto all'oblio oncologico, che grazie a tutti voi ha raggiunto e superato le 100.000 firme. Numeri del cancro di quest'anno, la 12ª edizione, come diceva il dottor Boldrini, fondamentalmente ci dice, ma poi i numeri che trovate anche sul comunicato stampa, ci dice che i casi di cancro in questo paese sono aumentati, e fondamentalmente nelle donne è aumentato il cancro della mammella, 55.700 casi, cito solo questo, e negli uomini il tumore della prostata. Questo perché, e questo è il dato graficato, abbiamo nuovi casi stimati di tumore nel 2022. Ma questo era atteso, non deve preoccuparci, o comunque ci deve solo far ragionare, perché aumentando l'età della popolazione in un paese come il nostro c'è tutta una serie di problematiche oncologiche che si vanno a sommare alle altre problematiche di salute. Questi sono i nuovi casi di tumori, incremento percentuale per i tumori più importanti: mammella 1,5%, coloretto più 1,9% negli uomini e più 1,6% nelle donne, incremento nella donna del tumore del polmone in maniera sostanziale più 3% rispetto agli uomini, più 1,6%, e nella prostata ovviamente negli uomini più 1,5%. Ma questi numeri sono soltanto in questa presentazione un tratteggio, una trama, perché tutti i numeri poi li trovate nel rapporto. Ma c'è prevalenza e guarigione, questo è un dato importante e ve lo faccio vedere qui. Se nel 2006 2,5 milioni di cittadini erano viventi con pregressa diagnosi di tumore, nel 2020 sono 3,6 milioni i cittadini italiani che sono vivi con pregressa diagnosi di tumore, sono il 5,7% della popolazione, e questa è la dimostrazione che abbiamo imparato probabilmente a gestire meglio, a fare le diagnosi precoci. Gli screening sono stati citati, questo è solo il caso del tumore della mammella. Da cittadino del sud Italia sono
perplesso e preoccupato, in quanto, come potete vedere nella prima colonna c'è l'Italia, poi il nord e il centro e poi il sud delle isole, i tassi di adesione allo screening al sud Italia e nelle isole sono bassi e continuano a essere bassi e sono stati bassi anche di più durante la pandemia. Bisogna muoversi, bisogna lavorare sui territori e di questo ringrazio le associazioni dei pazienti che fanno un gran lavoro. Si parlava di stili di vita, abitudine tabagica, sovrappeso e obesità, consumo di frutta e verdura, sono soltanto 3 dei capisaldi che vedremo, ma pensate che nel 21 il 52% dei 18-69 anni consuma 1-2 porzioni di frutta al giorno, ma c'è una quota di persone che non consuma frutta e verdura e i giovani sempre meno. Questo è importante fare questo tipo di informazione. Abbiamo iniziato quest'anno di IOM con le sfide globali e il cancro sul World Cancer Day. Siamo pronti a parlare di disuguaglianza nel World Cancer Day del 4 febbraio del 2023, perché questo è un altro argomento su cui come società scientifica lavoreremo. Io concludo, e questa è la mia ultima presentazione, la mia ultima slide, è l'ultima volta che la faccio vedere con questa slide. L'oncologia medica ha lavorato durante la pandemia, tutti gli operatori sanitari hanno lavorato, io ringrazio ufficialmente tutti i medici e tutti gli operatori sanitari dell'ambito oncologico per il lavoro che hanno fatto. Grazie. Grazie Presidente Cinieri per aver dato questo prima immagine di questi numeri. Entriamo nel dettaglio con l'amico Diego Sarraino, che è il direttore dell'epidemiologia oncologica del registro di tumori del Friuli Venezia Giulia, un po' l'anima di questo volume, poi sarà seguito dall'intervento di Fabrizio Sfraci, che è il presidente di AIRTUM. Diego, entriamo nel dettaglio. Grazie dell'invito e buongiorno a tutti. Certo, allora cominciamo questa presentazione. Abbiamo riassunto 3 aspetti di quello che troverete nel volume insieme ai colleghi Lugino Dalmaso del Centro Oncologico di Aviano e Lucia Mangone dell'IEX di Reggio Emilia. Parleremo un po' dell'incidenza, quindi del numero delle nuove diagnosi, delle implicazioni, un po' qualche specificità della prevalenza e della guarigione, un aspetto che avete già sottolineato, che riguarda in prima assolutamente di primo piano per quanto riguarda poi l'organizzazione e le sfide che l'oncologia pone a tutti noi, e poi una sintesi di quello che è stato l'aspetto principale, che riguarda anche la questione della vaccinazione per quanto riguarda l'impatto positivo sulle persone con i tumori, no? Allora, innanzitutto cosa è successo? Bene, negli anni passati le stime sono state sempre fatte partendo dai dati di incidenza degli anni precedenti, con la mortalità e con la raccolta dei nuovi dati dei casi dei registri tumori. Quindi è ovvio che in questa situazione di pandemia la cosa è stata più difficile. Quindi per quanto riguarda questa edizione abbiamo collaborato strettamente con l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro di Lione per modellare i dati a nostra disposizione e capire qual è stato l'impatto, no? Sostanzialmente quello che si è visto in Europa, in Italia, altri paesi più lontani come l'Australia, soprattutto il nord Europa, c'è stato dopo un calo che è seguito nel 2020 alle nuove diagnosi, c'è stata una specie di inversione della rotta con una ripresa sostanzialmente delle incidenze, quindi una specie di curva che si è ripresa. Va bene? Nel 2022, quindi la stima per il nostro paese numerica. Perché numerica? Poi vi farò vedere la differenza tra i numeri assoluti, che sono quelli che gli ospedali trovano, che i posti letto richiedono, sono i numeri, non sono i tassi standardizzati ovviamente. C'è un continuo aumento a delle ragioni ben precise, insomma multifattoriali ma ben precise. Quindi si stima che il nostro paese quest'anno, fra pochi giorni si chiuderà l'anno, ci siano circa 391.000 nuove diagnosi, di cui 186.000 nelle donne e 201.000 negli uomini. Questo implica in 2 anni rispetto al 2020 un aumento del 3,7%, sostanzialmente in linea con quanto succede da noi, quanto succede nei paesi simili al nostro, no? Una media del 2% all'anno di aumento. Anche per quest'anno tumore mammella, 56.000 nuovi casi, rappresenta il primo tumore delle donne, circa tra le donne che si ammalano di tumore 1 su 3 si ammala di tumore della mammella,
e tra gli uomini che si ammalano di tumore 1 su 4 si ammala di tumore della prostata, quindi il 20%, 25%. Però certo anche gli altri tumori non sono da poco, il tumore del colon retto, vedete sono 48.000 casi, il tumore del polmone, c'è una questione di aumento nelle donne. Trovate poi nel testo di quest'anno e anche degli anni scorsi dei maggiori dettagli. Ci sono sedi che hanno più di 10.000 casi, come tumore appunto anche della vescica, dello stomaco, del pancreas, insomma dei linfomi, tumori ematologici. Quindi questo è un quadro generale che non ci sorprende in quanto fa parte di quello che stiamo vivendo, ma fa parte più che altro di una grossa sfida che la medicina, e non solo la medicina, ma sostanzialmente l'economia, e quindi ne risente molto la medicina, riguarda il silver tsunami, che riguarda anche l'oncologia. C'è questa ondata gigantesca di persone che stiamo invecchiando. Pensate solo al fatto che ci sono 5,4 anziani per ogni bambino nel nostro paese, e riguarda anche l'oncologia, no? In larga misura questo aumento dei numeri di tumori è dovuto all'invecchiamento, non è dovuto in parte anche a fattori legati ai fattori di rischio, a quello che stiamo facendo della nostra vita e dei nostri giorni, ma sostanzialmente all'invecchiamento. Pensate che il 74% dei tumori negli uomini e il 66% nelle donne è in over 65 anni di età, e se vedete da queste curve che riguardano appunto l'Italia, che sono simili a quelle di altri paesi, questo è un andamento che continuerà, e il punto cruciale è, va bene, non siamo l'oncologia, ma è quello che comporta in termini di comorbidità e soprattutto di dipendenza e di richiesta di appunto di invalidità. E questo è il grande, diciamo, aspetto, perché in aggiunta chiaramente al problema oncologico si pone il problema della dipendenza, della comorbidità, le stesse comorbidità che sono molto spesso la base dei fattori di rischio, cioè della causa del tumore, tipo ovviamente parliamo del fumo, 17 sedi neoplastiche associate al fumo di tabacco, parliamo della sindrome metabolica, quindi obesità, la mancanza di attività fisica, e quindi questa è sicuramente una delle più grandi sfide che staremo ad affrontare. Però in questa sfida delle nuove diagnosi non c'è solo l'incidenza, perché ovviamente con una sopravvivenza mediana, media 5 anni del 59% degli uomini e 65% nelle donne, il pool di persone che vive con i tumori continua ad aumentare nell'età ovviamente anziana, no? Anziana poi non sono 65, ma queste sono definizioni abbastanza eterogenee che dipendono dai paesi a chi le fa, ma sicuramente quello è il pool, l'insieme delle persone con tumori che aumenta soprattutto negli anziani. Allora, con queste sopravvivenze che, ribadiamo, sono tra le sopravvivenze più alte di tutto il continente europeo, che abbiamo ancora, diciamo, con dei livelli molto molto elevati, quello che succede è che aumentiamo il pool delle persone prevalenti. Ora, se noi guardiamo quello che è successo nel corso degli anni, ci fermiamo al 2020, vedete che da questa diapositiva, se ne vediamo al 2020, abbiamo circa 1 milione di persone che vivono dopo, diciamo, dopo da 5 anni dalla diagnosi, un altro 600.000 che sono sostanzialmente tra i 5 e i 10 anni, ma ci sono 2 milioni di persone viventi oggi in Italia, nel nostro paese, che hanno avuto una diagnosi di tumore da almeno 10 anni. Ora si pone chiaramente il problema della gestione di queste persone in relazione a tutti gli aspetti medici, sociali, economici che questo rappresenta, no? E questo ci introduce a un concetto veramente importante su cui l'associazione AIOM, AIRTUM, i gruppi di ricerca nazionali in collegamento con quelli internazionali discutono da molti anni, molto spesso anche in contraddizione con quello che succede nei paesi Nord America, i quali ritengono che esistono i long term survivors, ma che non esistano i guariti in oncologia, termine assolutamente discutibile. Ora, in termini, diciamo, di ricerca, si ritiene, noi sosteniamo, che si guarisce da un tumore quando una persona che ha avuto una diagnosi di malattia neoplastica, ovviamente non da molti anni, raggiunge con le tabelle di sopravvivenza, con le tabelle attuariali, la stessa probabilità di attesa di vita di quelle persone dell'età e del sesso che non hanno avuto quella diagnosi. Quindi questo è rappresentato in questo grafico da questo momento in cui la curva blu va a incontrarsi con l'atteso. Da questo momento la probabilità residua di morte legata a quella malattia è veramente trascurabile, in quanto è inferiore al 2, 3, 1%. Questa è una cosa veramente, non è tanto un aspetto di ricerca, questo lo trovate molto ben spiegato e, diciamo, illustrato e descritto nel capitolo
2.2, ma è una questione che ha un enorme impatto in sanità pubblica. Perché ha un enorme impatto? Perché una volta che noi accettiamo la definizione di guarigione con quello che abbiamo definito prima, cioè stessa attesa di vita di chi ha fatto l'infarto, che ha fatto una malattia del sistema cardiocircolatorio neurologico, noi accettiamo che ci sia guarita questo, e quindi dobbiamo decidere che fare di queste persone. Se noi, in base al nostro ragionamento, delle 390.000 persone che vi abbiamo detto che si ammaleranno, che sono ammalate durante questo anno, avranno avuto questa nuova diagnosi di malattia oncologica, possiamo pensare che in base ai dati raccolti fino adesso, ovviamente le nostre stime, il 39% degli uomini e il 51% delle donne guariranno da quella malattia. Ora insisto sul concetto che guariranno vuol dire che avranno la stessa probabilità di morte delle persone che non hanno avuto quella diagnosi, età e sesso e luogo di residenza. E quindi, se vedete, chiaramente ci sono variazioni gigantesche, perché non è che esiste il cancro lo definiamo noi, ma ci sono solo le malattie neoplastiche, che sono molto eterogenee, sono 200, 250, dipende dalla classificazione, però la percentuale di guarigione va dal 94% del testicolo al 4% del pancreas, ovviamente, o dall'87% della tiroide e al 7% del fegato nelle donne, no? Quindi stiamo ragionando, abituandoci anche al ragionamento della grande eterogeneità che ci pongono queste malattie, no? E del loro impatto gigantesco. Quindi, in aggiunta se mettiamo insieme questa parte della guarigione con lo tsunami, ci facciamo un'idea di cosa vuol dire avere un enorme invecchiamento della popolazione con la comorbidità, con la dipendenza e la guarigione. Quindi questo ci porrà soprattutto voi, diciamo, chi deve organizzare, chi ha responsabilità pubblica, delle scelte ben precise, no? Vi lascio con una questione relativa al Covid. Vedete, abbiamo fatto indagini congiunte con il tumore di Reggio Emilia, l'IRS di Reggio Emilia, per rispondere alla domanda di quanto i pazienti oncologici che si sono infettati con SARS-CoV-2 abbiano tratto beneficio dalla vaccinazione, no? Sono studi complessi che sono in via di pubblicazione. Vedete, se pensiamo i non vaccinati, di questi 10.800 pazienti con tumore e infezione, 19% non erano vaccinati. Cosa è successo a questo 19%? Questo 19%, aggiustando per sesso, età, tipo di tumore ovviamente, aveva un rischio di morte rispetto ai vaccinati dai 2 a 3 volte superiore. Soprattutto questo riguardava sia uomini che donne, ma era molto più alto negli anziani, perché negli anziani era 3 volte. Allora qua chi si è unito, no? Quello che diceva il presidente Aiom, della questione dell'allargare diciamo il campo di azione. Bene, questo è un messaggio veramente importante che spero che serva anche a far vedere quello che è l'impatto della vaccinazione e quindi del grande lavoro che è stato fatto in oncologia in collegamento con gli altri settori. Io avrei finito con questo. Grazie Diego per questo dettaglio importante. Do senz'altro la parola all'amico Fabrizio Stracci, che è il presidente di AIRTUM, ovviamente società scientifica con cui IOM lavora da anni su questi temi. Quanto sono importanti, ecco Fabrizio, questa collaborazione con gli oncologi a favore della sanità pubblica? Allora, tanto grazie, e io sono contentissimo di essere qui per presentare questo importante volume divulgativo. Allora, intanto vorrei aggiungere soltanto una piccola nota ai concetti che sono stati espressi, che sono molto importanti. Uno è questo dell'aumento dei tumori, che effettivamente è un qualcosa che è in linea con quello che avviene negli altri paesi occidentali, ma anche in generale le stime dei tumori sono in aumento. Ed è anche vero che è principalmente legato all'invecchiamento della popolazione. Quindi questo però non ci deve tranquillizzare dal punto di vista dell'effetto dei fattori di rischio, ma invece ci pone una forte indicazione a modificare quei fattori che sono associati, non è affatto facile modificarli, quei fattori associati al rischio di sviluppare tumori nel corso della vita, e potenziare tutti quegli interventi che riducono l'incidenza della malattia, soprattutto della malattia infiltrante e della malattia in stadio avanzato. Questo credo che sia particolarmente importante in questo contesto, perché l'aumento del numero dei casi implica un aumento del carico per il nostro servizio oncologico, che è già aggravato da un gran numero di casi, che soffre anche di problemi di ricambio, di formazione, per esempio penso ai chirurghi, alle specializzazioni chirurgiche.
quindi di ricambio e di adeguatezza rispetto alla capacità di far fronte al fenomeno oncologico. Quindi credo che ora più che mai gli interventi di prevenzione siano centrali per garantire anche la sostenibilità del servizio sanitario, oltre al fatto di evitare una malattia che, sebbene sia migliorata dal punto di vista delle cure, dal punto di vista degli screening, è una malattia potenzialmente per alcune sedi particolarmente grave. Quindi credo che questo sia un tema su cui riflettere, cioè bisogna che noi ci impegniamo in interventi di prevenzione basati sull'evidenza per cambiare, per controbattere questa tendenza all'aumento che caratterizza i tumori più frequenti nell'anziano. Per quanto riguarda il volume specificamente, i numeri del cancro è nato da una collaborazione tra IOM ed AIRTUM, quindi è ormai giunto al 12° volume. Io credo che sia diventato, da un semplice scambio tra due discipline, l'oncologia e l'epidemiologia, un luogo culturale dove c'è il confronto su tanti temi, che raccoglie tante altre associazioni, quindi credo che questo sia una sede di dibattito che ha acquisito sempre più importanza ed è migliorata nel tempo. Quindi come AIRTUM siamo particolarmente felici di continuare a dare queste informazioni generali sui tumori. Io penso che poi sia importante anche avere la capacità di andare a dare una serie di approfondimenti tecnici e quindi di supportare quello che è l'attività del Ministero, producendo una serie, sfruttando anche le abilità. Sono fiero che Diego Serraino e il suo gruppo sono soci AIRTUM, perché sono il braccio armato dell'aspetto dei modelli, del calcolo, quindi qualcosa magari di meno affascinante del numero assoluto, che però ha una sua importanza per capire le cose. Quindi credo che AIRTUM possa contribuire a produrre anche approfondimenti. Per esempio si parlava dell'aspetto dei guariti, che è importantissimo, dell'aspetto della prevalenza, che è altrettanto importante. Stringo, sì. No. Vai. Ok, avevo colto. Ormai con i convegni siamo abituati a questi cenni, a coglierli. Vabbè, comunque, dicevo, è importante per esempio distinguere quanti di quelli che hanno avuto una diagnosi di tumore sono ancora in cura e quindi pesano dal punto di vista dei costi, dal punto di vista dell'assistenza, e quanti invece sono guariti e non devono più neanche avere la menzione della patologia per evitare trattamenti diversificati, stigmatizzazioni, svantaggi nel corso della vita. Quindi penso che studi di approfondimento come questo saranno importanti per il futuro e li porteremo anche nella sede dei prossimi numeri del cancro, spero, con le capacità di AIRTUM. AIRTUM è una piccola associazione che ha sofferto anche, come se hanno sofferto gli screening, figuriamoci la rilevazione dei dati, eccetera, quindi ha sofferto nel periodo del Covid. Io spero che con la costituzione del registro nazionale la rete dei registri tumori giunga dai oltre 50 registri che coprono oltre il 70% della popolazione nazionale alla copertura nazionale e alla costruzione di un registro nazionale dei tumori, che è quello che ci garantirà un dato nazionale sempre più tempestivo e sempre più approfondito. Quindi questo è un auspicio che faccio. Spero che le risorse del PNRR prevederanno anche un impegno da questo punto di vista, della chiusura di questa problematica del registro tumori nazionale, e che l'expertise di AIRTUM sarà utilizzata e diciamo apprezzata in questa occasione. Ultima cosa che voglio dire, che si incontra oltre al virus una difficoltà crescente sia per quanto riguarda la realizzazione di progetti e il rispetto dei tempi, sia per quanto riguarda la semplice attività ordinaria di registrazione, perché prevede l'incrocio di numerose banche dati, eccetera, con quello che sono non tanto la legislazione, ma le interpretazioni della normativa sulla privacy, che quindi ci impongono delle volte dei ritardi che non sono talvolta compatibili con il rispetto degli impegni, nonostante tutti gli sforzi. Io credo che creare dei canali solidi, sicuri, per cui agendo nel rispetto della normativa si riesca a lavorare e a produrre i dati epidemiologici, sia una cosa importante per tutti quanti. Vi ringrazio e spero di avere altre occasioni. Certo, grazie mille Fabrizio. Un altro degli attori importanti che ha reso possibile i numeri del cancro è l'Osservatorio Nazionale Screening. Abbiamo con noi il piacere di avere la direttrice dell'Osservatorio, l'amica Paola Mantellini. Il tema degli screening, Paola, è un tema importante che viene analizzato in oncologia, sappiamo quanto sono importanti. C'era una situazione pre-2019 che era già non particolarmente soddisfacente, c'è stato un blocco. Qual è oggi la situazione, Paola?
Scusate, mi devo mettere gli occhiali perché non ci vedo. Ok. Innanzitutto volevo ringraziare AIOM e volevo ringraziare tutto questo gruppo di lavoro che contribuisce ai numeri del cancro, perché veramente credo che sia un'attività importantissima che stiamo facendo per gli operatori sanitari e per i nostri cittadini. Allora, io devo parlarvi degli screening. Devo dire che gli screening, se ne è sempre parlato in maniera molto generica prima della pandemia. Con la pandemia abbiamo cominciato a parlare tantissimo degli screening. Noi stessi, che eravamo operatori di screening, ci siamo trovati diciamo così, a dover rispondere di quello che stava succedendo in pandemia. Perché? Perché ovviamente gli screening nel periodo marzo-aprile 2020 si sono interrotti, cioè sono state sospese in quasi tutte le regioni le erogazioni dei test di screening, mentre i secondi livelli venivano mantenuti, cioè soggetti che avevano già un test di screening con sospetta o positività hanno fatto l'approfondimento di secondo livello e quindi sono arrivati a una diagnosi. E poi siamo ripartiti a maggio, non siamo ripartiti tutti in maniera uguale, tra l'altro abbiamo dovuto cambiare completamente le nostre modalità organizzative. Perché? Perché non eravamo come prima, dovevamo rispettare tutta una serie di misure di sicurezza che garantissero il contenimento dei contagi, per cui non siamo potuti ripartire come prima, siamo partiti con modalità diverse, con ritmi assolutamente diversi. Abbiamo, proprio perché c'era questa pressione, è stato, benché si parlasse poco prima degli screening, ma subito dice: ma come non si fanno più gli screening? L'Osservatorio Nazionale Screening ha deciso di cominciare a monitorare da subito la ripresa delle attività, da una parte definendo delle linee di indirizzo. Noi abbiamo dato delle indicazioni precise alle regioni su come ripartire e nello stesso tempo anche abbiamo monitorato le nostre attività confrontando periodi del 2020 con analoghi periodi del 2019. Se guardiamo adesso, noi adesso sappiamo che con la SARS-CoV-2 ci dobbiamo convivere, quindi non è che possiamo pensare di continuare a stare come eravamo, come siamo stati nel periodo 2020-2021. Adesso le cose cambiano e noi dobbiamo tornare come prima, e mi verrebbe da dire più di prima, a fare attività di screening. Se vi ricordate, noi abbiamo presentato i dati appunto mostrando delle semplici differenze nel tempo. Quelli che vi mostrerò oggi sostanzialmente invece sono le misure che usiamo normalmente per rendicontare al Ministero l'attività delle regioni e sono quelle su cui il Ministero valuta gli adempimenti LEA. E diciamo che nel volume che abbiamo pubblicato quest'anno abbiamo fatto anche uno sforzo in più e abbiamo abbinato ai dati dell'Osservatorio Nazionale Screening quelli dell'indagine PASSI, e non vi farò vedere tutto ma qualcosa vi faccio vedere tanto per darvi un'indicazione. Allora, l'indicatore che vi mostriamo è l'indicatore del nuovo sistema di garanzia, cioè la proporzione di soggetti che hanno fatto un test di screening sulla popolazione che ne ha diritto in quel determinato anno. Ed è un indicatore molto importante perché è la sintesi tra la capacità di offerta da parte dei programmi di screening e la partecipazione dei cittadini. E come vedrete si vede subito che l'emergenza in alcune aree c'era da prima che arrivasse il Covid per quanto riguarda lo screening. Queste sono slide che abbiamo mostrato probabilmente nei tempi passati, quando abbiamo fatto i confronti tra il 2020 e il 2019, questo è lo screening mammografico, vedete che i numeri sono impressionanti, che cosa è successo nel 2020, dove avevamo tra l'altro stimato anche che c'era una riduzione relativa di partecipazione da parte delle donne, quindi insomma c'era effettivamente un timore, nonostante le offerte, c'era un timore ad aderire. Ma questo invece è il dato del nuovo sistema di garanzia, l'indicatore di copertura. Vedete, ve l'ho diviso per macro aree, nord, centro e sud, dove vedete che in tutte le tre macro aree c'è stato un calo di copertura nel 2020, ma vi è stata poi successivamente una ripresa nel 2021. E nel caso dello screening mammografico
si è ritornati ai valori prepandemici del 2018-2019, quindi insomma una ripresa importante, una capacità di risposta importante. Se andiamo a vedere per le singole regioni, questo è un dato che confronta 2021 con 2020, sempre per quanto riguarda l'indicatore di copertura, vediamo che praticamente quasi tutte le regioni sono state capaci di aumentare la loro offerta di screening mammografico. Ve ne sono però poche che stanno sopra quello che sarebbe il valore che a noi piacerebbe, che è quello del 60%, si contano sulle dita di una mano, e quindi noi dobbiamo assolutamente riequilibrare queste differenze. Questo è il dato di passi, vedrete che questo è un dato che si ripete uguale anche per lo screening cervicale e lo screening mammografico. Passi, che è un'indagine campionaria, si basa su interviste, permette di capire quante persone hanno fatto lo screening all'interno dei programmi di screening, quindi quante hanno fatto un test di prevenzione all'interno dei programmi di screening organizzati e quanto fuori. E quello che si era visto negli ultimi anni è che era molto aumentata la forbice, la differenza tra chi lo faceva dentro lo screening organizzato e chi lo faceva fuori. Purtroppo quello che si è visto nel 2020 è che effettivamente lo screening organizzato, la partecipazione all'interno dei programmi di screening organizzato è calata, ma non è stata compensata da un aumento di partecipazione in setting che noi chiamiamo così opportunistici, quindi c'è stata una riduzione netta di partecipazione. Screening del colon retto, questi sono i dati che presentavamo di confronto 2020-2021, ancora più impressionanti della mammella, ma qui stiamo compresi gli uomini. Se andiamo a vedere l'indicatore di copertura, anche qui nel 2021 vediamo che non solo c'è stato un miglioramento netto rispetto al 2020, ma c'è stato un buon recupero al nord, sicuramente un recupero completo rispetto al 2019 e 2018, un buon recupero al centro e anche al sud, ma al sud vedete che siamo sempre a valori estremamente bassi. Se andiamo a vedere regione per regione, qui la situazione è un po' differente rispetto a quella della mammella, perché mentre sulla mammella tutte le regioni hanno dimostrato una forte capacità di resilienza e di recupero nel 2021, sul colon retto siamo decisamente più sofferenti, e ricordiamoci che comunque è un big killer, anche questo ce lo confermano i nostri amici oncologi, i nostri amici dei registri tumori. Anche qui, non mi dilungo, stessa questione, minor partecipazione dentro il programma di screening, al di fuori del programma di screening, logica opportunistica, nessun recupero. Cervice uterina, allora anche qui i numeri di differenza in termini di inviti e di test erogati fra 2020 e 2019 è stato imponente, i mesi di ritardo sono stati imponenti, le lesioni perse, stimate perse sono state imponenti. Se andiamo a vedere invece l'indicatore di copertura 2021 confrontato con il 2020 e il 2018-2019, qui abbiamo una situazione un pochino diversa rispetto ai precedenti. Se guardiamo le macro aree, tenete presente che la regione Lombardia, che è una regione molto popolosa, sono 10 milioni di abitanti, è una regione che diciamo ha sempre praticato in ambito di screening organizzato poco lo screening cervicale. Adesso invece è partita con lo screening HPV, quindi probabilmente noi vedremo un aumento dei dati di copertura sul nord, scusate, proprio perché la regione Lombardia ha attivato delle politiche più forti in ambito di screening organizzato. Sul centro anche qui una buona ripresa, potrei dire anche sul sud, ma continuiamo a parlare di coperture che certo non ci possono vedere contenti. Anche qui queste sono le specifiche fra regioni 2020 versus 2021, ci sono sicuramente sempre più o meno le solite regioni virtuose, sono 4 o 5 regioni virtuose, regione Emilia-Romagna, Veneto, Toscana, l'Umbria, le province del Trentino e dell'Alto Adige, che sono in grado di garantire delle buone performance, mentre le altre soffrono decisamente di più. E stessa cosa anche qui, non mi ripeto, non mi dilungo, ma insomma un calo dentro lo screening organizzato non compensato dallo screening opportunistico. Quindi, in sintesi, un'Italia a 2 velocità e mezzo, possiamo dire, con una disomogeneità di offerta, non siamo equi sul nostro territorio, dipende da dove stiamo, quello che ci può capitare effettivamente, e come recuperare. E qui ci vuole una fortissima volontà istituzionale che deve essere agita a diversi livelli, chiaramente a livello nazionale, a livello regionale, a livello aziendale.
L'allocazione di risorse che non sono solo umane, non sono solo tecnologiche, ma sono infrastrutturali. Siamo molto indietro dal punto di vista dell'adeguamento tecnologico digitale, per esempio, e naturalmente l'allocazione deve essere adeguata ai fabbisogni e mantenuta nei tempi. Anche noi dobbiamo cambiare, dobbiamo adottare nuove strategie. Priorità, personalizzazioni, siamo ancora in ambito di ricerca, ma ci arriveremo, nuove modalità organizzative, dobbiamo essere più flessibili, più capaci di affrontare l'emergenza Covid, ma anche quelle che verranno poi. E poi non solo, portare avanti quelli che sono già gli indirizzi fissati a livello nazionale. Citava prima il Ministro il piano oncologico nazionale che dovrebbe essere approvato a breve, ma anche il piano nazionale di prevenzione che detta tutta una serie di azioni, di linee, di obiettivi che sono importanti per migliorare le nostre performance. E poi ci vuole personale dedicato. Non si può pensare di mettere persone che fanno 3.000 altre cose allo screening. Il personale deve essere dedicato, formato, e deve essere formato non solo sul piano tecnico, perché sul piano tecnico mi sembra che ci siano veramente pochi problemi, ma c'è bisogno di una formazione importante sul piano organizzativo e sul piano gestionale. Se noi mettiamo a posto tutto questo, abbiamo poi la grossa partita della comunicazione. Non l'ho messa, ma perché volevo proprio chiudere con questo. L'hai messa tu. La questione della comunicazione. Dobbiamo essere noi tutti operatori assolutamente in sinergia fra di noi, coerenti nei messaggi e utilizzare tutti i sistemi che IOM, io devo fare veramente i complimenti, sta usando per promuovere anche la prevenzione, insomma, credo sia veramente importante. Queste sono tutte le persone che hanno contribuito e contribuiscono sempre a dare i dati a livello regionale e niente, vi ringrazio. Grazie Paola per aver dato i numeri oggettivi e importanti, e anche Sava Sandil per aver sottolineato il ruolo della comunicazione, che pure è il mio lavoro, quindi da questo punto di vista è particolarmente importante. Si possono fare le cose, modificate, se abbiamo le persone, se abbiamo la tecnologia, se abbiamo le risorse, ma se abbiamo anche la mentalità. Poi magari su questo entreremo nel dibattito. Molto si è discusso, e anche introduco un altro degli attori di questo registro, che sono gli amici di SIAPEC, che è la società scientifica degli anatomi patologi, sulle differenze di stadio riscontrate nelle neoplasie tra il 2020 e il 2021. Do senz'altro la parola all'amico Guido Mazzoleni a nome di SIAPEC per quanto riguarda questo aspetto importante, ci darà qualche dato significativo su questo tema particolarmente importante per la storia clinica dei pazienti. Prego. Buongiorno a tutti. Allora, come si fa a mettere in presentazione? Non vedo. Adesso. Si è bloccato. Lascio a lei. E oltre a essere rappresentante SIAPEC in quanto anatomopatologo, sono stato fino a poco tempo fa il direttore del registro tumori di Bolzano, quindi ero il giusto link. Fra SIAPEC. Dicono che si è bloccato i potenti mezzi del Ministero, adesso vediamo se può intervenire un tecnico. Serve un tecnico. Intanto io posso cominciare. Certo. No? Allora dicevo, ero proprio l'uomo giusto al posto giusto e ringrazio IOM per l'opportunità che ci ha dato. Sono qua al posto della Presidente, professoressa Sapino, che non ha potuto essere presente oggi, e noi patologi siamo molto presuntuosi, cioè noi riteniamo che siamo noi che diamo i numeri del cancro, perché siamo noi che facciamo le diagnosi. In realtà non è proprio così, facciamo le diagnosi. Ed è vero che più del 90% dei tumori che poi AIRTUM registra, io come registratore registro, passano per l'anatomia patologica. Il problema dell'anatomia patologica, come vi farò vedere, come capirete, è che non riesce a registrare bene i dati e non ha il controllo di quello che registra, perché raccogliendo i dati che arrivano, dipende da che cosa operano i chirurghi, da cosa ci mandano gli oncologi. Arriva il tecnico, perché il presidente Cinieri è bravo come oncologo, ma come tecnico Comunque per questo motivo, per colpa della nostra presunzione, abbiamo detto ancora nel precedente direttivo di SIAPEC, ma noi vi diamo i numeri dei casi operati. Eccoci qua. Allora, ci siamo.
però no. Veniamo. Adesso esco. Sì, la mia è presentazione Mazzoleni. È il bello della diretta, succedono queste Sì. cose. Dicevo che noi normale. vediamo quello che ci danno, quindi non abbiamo il controllo della residenza. Adesso ci siamo. E per questo è fondamentale il lavoro di Airtum. Ora noi già nella precedente numero dei calcoli abbiamo voluto fare un raffronto fra i casi operati senza terapia neoadiuvante della mammella e del colon retto per vedere le differenze e come aveva impattato l'epidemia nel 2020 e successivamente l'abbiamo ripetuto nel 2021 coinvolgendo i due gruppi di lavoro della SIAPEC, GIPAM e GIPAD. Volevamo vedere quindi se c'era una differenza di stadio nei tumori, se erano calati, come erano variati i numeri dei casi che giungevano alla nostra osservazione e quindi classificati secondo il TNM. Come vi dicevo, la nostra presunzione, nel primo anno siamo riusciti a coinvolgere 20 anatomie patologiche, se vi ricordate l'anno scorso, e quest'anno solo 10 e 12 rispettivamente per mammella e colon, il che naturalmente non è un dato molto lusinghiero, però ci fa già vedere qualche cosa. Se noi vediamo i numeri distribuiti qua in questo grafico a colonne per anno, 19, 20 e 21, emerge come nel 21, come hanno detto poi anche i precedenti relatori, c'è stata una ripresa dell'attività, sono aumentati i casi operati e soprattutto sono aumentati i casi operati precocemente. Se noi andiamo a vedere le differenze nello stadio, sempre presente nel volume, si vede che nel 20 c'era stato un calo praticamente dei tumori T1 della mammella, con un netto aumento nel 21. Per quanto riguarda la situazione dei linfonodi, non vi faccio vedere il grafico a colonne per non tediarvi, però c'è stata chiaramente, c'era stato una riduzione degli N0 e N1, cioè i tumori non metastatici precoci, è stato un progressivo aumento diagnostico nel 21, il che ci fa pensare che la presa in carico dei casi giunti alla nostra osservazione fosse più precoce, grazie ai sistemi diagnostici rimessi in atto dopo la pandemia. Dei dati analoghi e forse ancora più evidenti sono emersi per quanto riguarda il colon. Questi sono i numeri assoluti a seconda della stadiazione del 19, nel 20 si è avuto un calo evidente sia dei tumori in situ che dei tumori in fase iniziale, che sono progressivamente aumentati nel 21 e lo si vede meglio ancora nella distribuzione percentuale presente nel volume che abbiamo pubblicato. Si vede il netto aumento dei tumori in situ e aumento dei casi più precoci, e questo di nuovo ci fa pensare alla ripresa degli screening oncologici ben evidenziato dalla relazione fatta dalla dottoressa Paola Mantellini. Però, ripeto, questi qua sono relativi a poche anatomie patologiche, circa 10-12 sul territorio nazionale, ben distribuite. Non possiamo far vedere i dati di dove sono per motivi di dati aziendali, questi non sono motivi di privacy, sono distribuite bene. Stessa cosa per la stadiazione dei linfonodi, come per la mammella, sono aumentati gli stadi più precoci. Quindi in sintesi abbiamo avuto un aumento dei casi operati nel 21 per la ripresa in carico proprio dell'attività sanitaria, e c'è stato un netto aumento dei tumori in situ nel 21, e questo ci fa proprio pensare che tutta l'attività di screening sia ripartita, come ha ben dimostrato, dicevo, la dottoressa Mantellini. Sono aumentati anche i casi non metastatici o con metastasi iniziali a livello linfonodale, che ci fa pensare a una più precoce presa in carico della stadiazione. Ora, per validare questi dati è fondamentale che i registri tumori funzionino, perché il registro tumori è l'unico che ha la capacità di analizzare i casi in base alla residenza, quindi ogni registro tumore regionale riceverà i dati operati a Milano, operati a Roma, indipendentemente dall'origine
del paziente, e solo così si potranno fare delle analisi più accurate. E io mi auguro, mi riallaccio a quello che ha detto il Presidente Stracci, cioè che i problemi di privacy, che in realtà nascono per permettere la giusta circolazione dei dati secondo le modalità volute dalla legge della privacy. Quindi il garante della privacy non è il nostro nemico, ma è il nostro amico. Il problema è l'interpretazione che ne danno diversi soggetti a vari livelli, e questo veramente a volte ci ostacola. E io direi che con ciò ho concluso. Grazie Guido, con questo elemento importante il contributo che hai dato. Si è parlato molto in questo volume anche di stili di vita. Qual è l'impatto sugli stili di vita nella gestione, la prevenzione di tumori? È chiaro. Abbiamo con noi collegata l'amica Maria Masocco, responsabile scientifico dei sistemi di sorveglianza passi e passi d'argento, coordinati, come sapete, dall'Istituto Superiore di Sanità. Maria, ci sei? Sì, buongiorno, grazie per l'invito, mi sentite? Sì, spero. Ok, posso condividere la mia presentazione? Ok. Si vede bene? Posso andare avanti? Vai. Ok, grazie. Ovviamente grazie agli organizzatori che con piacere anche quest'anno diciamo, abbiamo accolto l'invito di IOM a contribuire al volume, a questa edizione del volume Numeri del Cancro in Italia, con i dati sugli stili di vita appunto desunti dai sistemi di sorveglianza passi e passi d'argento, appunto sui fattori di rischio comportamentali legati all'insorgenza dei tumori e non solo delle malattie croniche non trasmissibili tutte. Per questa edizione abbiamo proposto una panoramica sull'analisi, diciamo, di cambiamenti nel tempo di fumo, alcol, sedentarietà, obesità, alimentazione con consumo di frutta e verdura, stratificati per caratteristiche sociodemografiche, per insomma cogliere le differenze di genere, di età, geografiche, ma anche diciamo sociali, e con un focus per andare a vedere insomma se in qualche modo la pandemia ha impattato su questi andamenti, su questi trend, se gli ultimi 2 anni di rilevazione dati 2021 in qualche modo hanno modificato questi trend. Permettetemi solo di ricordare che cosa sono passi e passi d'argento, lo ha già detto o anticipato la dottoressa Mantellini, si tratta di indagini campionarie, diciamo passi e passi d'argento condividono l'acronico ma anche le finalità e il metodo. Il PASSI è dedicato agli adulti, il PASSI d'argento è dedicato agli anziani. Io lo definirei un osservatorio continuo sulla popolazione che raccoglie informazioni sulla salute e sui fattori in qualche modo connessi alla salute, dagli stili di vita appunto anche alle lesioni di screening. Nascono proprio come strumento su mandato del Ministero per orientare le politiche in tema di prevenzione e rispondere per esempio agli obiettivi definiti dai piani nazionali della prevenzione. Condividono l'impianto metodologico, sono coordinati dall'istituto, ma il vero motore di forza, il punto di forza sono proprio le ASL che raccolgono i dati su campioni rappresentativi della popolazione del loro bacino d'utenza, con interviste telefoniche anche vis-à-vis in passi d'argento, e che proprio insomma garantiscono qualità dei dati e campioni sempre solidi ogni anno. Tanto per dire, in questa analisi dal 2008 al 2021, per esempio, stiamo parlando di un campione di circa 460.000 interviste in passi e dal 2016 al 2021 di 74.000 interviste in passi d'argento. Vediamo subito quindi i dati. Ecco, diciamo, nel volume noi presentiamo i dati sugli stili di vita così organizzati, cioè degli andamenti, dei trend dal 2008 al 2021, che è l'ultimo anno, declinati per genere, declinati per classi d'età in blu i più giovani, declinati per ripartizione geografica in blu il nord, e declinati per determinante sociale, dove cioè, condizioni sociali le misuriamo con le difficoltà economiche arrivare alla fine del mese. Quindi il rosso è rappresentato da coloro che riferiscono di avere molte difficoltà sociali. Ecco, insomma, cosa succede con il fumo? Ovviamente è caratterizzato, la prevalenza di fumatori è sicuramente più alta di quasi 10 punti percentuali tra gli uomini, coinvolge in modo particolare i giovani, vede i livelli più alti di prevalenza di fumo intorno, cioè tra le regioni centro-meridionali, e descrive un fortissimo gradiente sociale, con una prevalenza di fumo tra le persone con maggiore, diciamo, difficoltà economica che praticamente sfiora anche il 40%.
Qual è l'aspetto positivo? Sicuramente che a fronte di una prevalenza oggi intorno al circa il 25%, c'è stata negli ultimi 15 anni una lenta riduzione della prevalenza di fumatori di quasi 5 punti percentuali. Sembra poco, è una riduzione lenta, ma comunque significativa, che segue un trend comunque storico di riduzione dei 30 anni precedenti. Tuttavia, diciamo, questo accade sia per gli uomini, per le donne, in diversi gruppi della popolazione, ma in realtà con diciamo, velocità diverse. Cala più velocemente tra gli uomini, che partivano sicuramente più svantaggiati, e meno velocemente tra le donne. Si riduce sostanzialmente le differenze di genere. Rimane pressoché stabile tra le generazioni più mature, che quindi più difficilmente abbandonano questa abitudine. Scende ovunque nel paese, ma comunque le regioni centro-meridionali sono quelle che hanno ancora la prevalenza più alta. Si riduce un po' il gradiente, ma sono quelle che hanno la prevalenza più alta, e però diciamo non scende affatto, per esempio, tra le persone socialmente più svantaggiate. Quindi c'è anzi un andamento che negli ultimi anni sembra crescere. Su tutti possiamo notare, diciamo, un rallentamento di questa discesa, forse in qualche modo che si intravede nel 2020, come se appunto la pandemia avesse in qualche modo un po' rallentato questa discesa, che poi in qualche modo, diciamo, torna a un valore atteso nell'anno successivo. Addirittura in alcuni gruppi della popolazione, come tra i 35 e i 49 anni, c'è addirittura un aumento nel 2020. C'è tra le persone con maggiore svantaggio sociale. Quello che sicuramente è certo è che sappiamo che si sono ridotti nel 2020 i tentativi di smettere di fumare, quindi c'è qualche ricaduta in questa cosa. Veniamo ai dati sull'alcol. Il consumo di alcol lo misuriamo attraverso questo indicatore che definiamo il consumo di alcol a maggior rischio per la salute, che è un indicatore composito che consente di stimare la quota cumulativa di persone che ha un consumo non moderato, cioè nocivo per la salute, per quantità e o per modalità. Quindi è composto da diverse appunto componenti, scusate il gioco di parole, dal consumo abituale elevato, cioè il superamento quotidiano di soglie che l'OMS ha definito particolarmente a rischio, dal consumo episodico eccessivo, il binge drinking, quindi in un'unica occasione, diciamo, grandi quantità alcoliche che superano sempre le soglie indicate dall'OMS, ma anche dal consumo prevalentemente fuori pasto, che comunque diciamo, a livello internazionale è considerato comunque nocivo indipendentemente dalla quantità di alcol bevuta. E questo è l'andamento appunto della quota di consumatori che si possono definire facciano un consumo a maggior rischio per la salute. Vedete che, insomma, cosa emerge? Le differenze di genere importanti, questo gap tra uomini e donne, però che si riduce nel tempo. Allarmanti dati sui più giovani, che insomma in cui, diciamo, a fronte di circa un 16% di persone che fanno un consumo a rischio per la salute dell'alcol, tra i giovanissimi, tra i più giovani, questo sfiora il 30%. Una differenze geografiche molto nette a svantaggio questa volta delle regioni settentrionali e diciamo unico tra i fattori di rischio comportamentali, appannaggio delle classi sociali più abbienti, più agiate. Un po' diciamo il nord, il fatto che siano tra le persone più agiate per risorse economiche o anche per istruzione, che qui non è mostrato, un po' diciamo riflette la cultura del bere, presumibilmente appunto delle terre dei vini. Cosa succede negli ultimi 15 anni? Sembrerebbe quasi niente, no? Se andiamo a vedere il dato medio degli ultimi 15 anni, quindi il valore italiano, sembrerebbe non succeda nulla, abbastanza stabile. In realtà, diciamo, questo è appunto l'insieme di direttrici diverse. C'è una tendenza nella riduzione degli uomini, ma una tendenza all'aumento tra le donne. C'è una sostanziale stabilità a valori allarmanti tra i giovani, c'è una tendenza a ridursi invece tra le persone più mature, una tendenza all'aumento al nord e di riduzione nel resto del paese, e, insomma, rimangono costanti le differenze sociali. Su tutti questo gradino che segna il 2020, che riteniamo essere diciamo in qualche modo legato alla chiusura dei locali, a tutte le misure diciamo che sono state intraprese per il contenimento dei contagi, che quindi hanno in qualche modo ridotto le occasioni di socialità del bere in compagnia. Quindi, come dire, un effetto indiretto della pandemia
tra virgolette, passatemi il termine, anche positivo, che in realtà rientra subito l'anno successivo, insomma, quindi è assolutamente estemporaneo e temporaneo. Il consumo a maggior rischio, come abbiamo detto, è però anche determinato da componenti diverse, dal binge drinking e dal bere fuori pasto, che rimangono, quale vediamo in questa slide sul binge drinking, ma anche in questa slide sul consumo alcolico prevalentemente fuori pasto, tipico degli aperitivi, rimangono prerogativa dei giovani nel nord Italia e delle persone, diciamo, socialmente più agiate. Non è così per la componente minore, che comunque invece è il consumo alcolico abituale elevato, che invece diciamo, è una prerogativa delle persone più adulte, più avanti con l'età, e di chi ha appunto di chi, insomma, uno svantaggio sociale, con un trend che diciamo in ogni caso era in riduzione fino a prima della pandemia, e che invece col 2020 sembra arrestarsi, o addirittura, insomma, ci sono dei valori in qualche modo di tendenza all'aumento. Quindi la pandemia, che su invece questo profilo di consumatori ha avuto un effetto in questo senso appunto peggiorativo, e soltanto in parte rientra nel 2021. Così dicendo, scusate, concludo la panoramica sull'alcol con questo dato che insomma è comunque preoccupante, cioè il consumo alcolico in condizioni, diciamo, di salute in cui ci sarebbe una assoluta controindicazione in presenza di patologie croniche del fegato o in gravidanza. Ebbene, nel 21 più della metà degli intervistati adulti, il 30% degli over 65, dichiarano di aver consumato o consumare alcol abitualmente, pur avendo patologie croniche del fegato, e l'11% delle donne in gravidanza. E questo è anche un elemento, diciamo, di interesse. Sedentarietà e obesità, diciamo, sono meno complessi, meno complicati, e c'è un andamento comunque in crescita. Qui vediamo la sedentarietà, oggi siamo, diciamo, una quota di persone che può considerarsi completamente sedentaria intorno al 30%, con una differenza di genere a sfavore delle donne questa volta, anche delle persone ovviamente più avanti con l'età, aumenta quindi la sedentarietà andando avanti con l'età, a sfavore delle regioni del sud e a sfavore delle persone con appunto difficoltà economiche e sociali, anche diciamo bassa istruzione. Quindi un trend in aumento, sostanzialmente un aumento, dove però anche qui diciamo ci sono dei gruppi che aumentano più velocemente, come tra i giovani è un aumento, diciamo, con un andamento e un ritmo più veloce, così come diciamo, la prevalenza di sedentarietà nel sud, quindi aumenta anche notevolmente, e aumenta quindi il gradiente geografico, e aumenta anche il gradiente sociale, perché aumenta la sedentarietà tra le persone che sono già, diciamo, quelle più esposte a questo fattore di rischio. Analogamente accade, cioè con l'obesità, diciamo, il trend sembra stabile, ma anche qui andare a guardare bene se non ci sono differenze, grandi differenze di genere. Ci sono differenze ovviamente per l'età, e questo è abbastanza comprensibile, però ci sono differenze regionali, con un sud che diciamo in cui si osservano prevalenze più alte di obesità, e che soltanto negli ultimi anni mostra una tendenza alla riduzione, contestualmente a un aumento del nord dell'obesità, quindi anche qui tutto quanto, diciamo, da indagare. E con un gradiente sociale molto importante, quindi le persone con difficoltà economiche sono quelle che in qualche modo hanno non cambia il loro andamento, e hanno livelli di prevalenza obesità molto più elevati, quasi doppi rispetto al resto della popolazione. Su sedentarietà abbiamo visto che la pandemia ha, diciamo, forse avuto come dire un'accelerazione del trend nel 2020. Sull'obesità sembra che non ci sia stato alcun impatto. Quindi in conclusione, questi sono soltanto alcuni dei risultati presenti nel volume. Possiamo dire che l'analisi delle serie storiche sui fattori di rischio comportamentali ha messo in luce che non ci sono grandi miglioramenti nel 2015, scusate, in questi ultimi 15 anni dal 2008, e ad eccezione della prevalenza di fumo di sigaretta, in realtà tutto il resto, cioè il consumo d'alcol, la sedentarietà, l'eccesso ponderale, anche il consumo di frutta e verdura, o diciamo complessivamente sono peggiorati, o al più restano stabili, quindi c'è molto lavoro da fare.
Questi dati anche mostrano che le differenze sociali nei fattori di rischio comportamentali non vanno colmandosi e spesso i determinanti comportamentali e quelli sociali della salute si concentrano negli stessi individui, aumentando anche l'esposizione di questi al rischio di malattia, e spesso questo si accompagna anche alla maggiore difficoltà di accesso alla prevenzione, a maggiore vulnerabilità degli outcome di malattia. Infine, la pandemia possiamo dire che segna in qualche modo un momento di accelerazione per lo più in senso peggiorativo su questi trend, su questi andamenti. L'impatto della pandemia è più visibile nel 20 sembra rientrare nel 21, a volte più contenuto, a volte sembra trascurabile, ma comunque è visibile. E lo è non soltanto su questi aspetti, quindi sui fattori di rischio comportamentali, lo abbiamo visto, e anche ad altri aspetti legati alla prevenzione. Lo abbiamo visto con gli screening, con i dati passi sugli screening, l'abbiamo visto nella gestione delle malattie croniche come il diabete, lo abbiamo visto sulla salute mentale con i sintomi depressivi, che ha messo in luce nuove vulnerabilità. Io concludo qui ringraziando in primo luogo tutta la rete degli operatori passi d'argento che consentono l'opportunità di avere questi dati, e tutti i colleghi del gruppo tecnico con cui condividiamo questi contributi. Grazie. Grazie Maria per questo contributo importante. Abbiamo visto come purtroppo i dati stanno peggiorando, era probabilmente inevitabile, su cui bisogna molto insistere con campagne di prevenzione promosse dalle società scientifiche e dalle istituzioni. L'ultimo intervento, non certamente meno importante, è quello di Giordano Baretta, presidente di Fondazione AIO. Anche Fondazione ha dato un contributo importante a questo volume. Giordano. Buongiorno a tutti. Cerco di condividere subito le diapositive per accelerare i tempi. Innanzitutto grazie dell'evento, spiace non essere lì presenti con voi, ma purtroppo lo spostamento di data non mi ha reso possibile la presenza. Io spero che le diapositive si vedano e quindi partirei direttamente. Tutto a posto, Mauro? Si vede, scorrono? Questa diapositiva sulla prevalenza l'avete già vista e sostanzialmente dice che si è passati da 2,5 milioni a 3,6 milioni di pazienti vivi dopo una diagnosi di cancro, e il dato importante è che 2,4 milioni sono vivi oltre 5 anni dalla diagnosi e 1,4 milioni sono vivi oltre 10 anni dalla diagnosi. Questo porta sostanzialmente a dover definire 4 categorie di pazienti differenti tra di loro, che sono gli acuti, i cronici, i lungosopravviventi e i guariti. Negli acuti c'è anche la quota dei pazienti purtroppo in fase terminale di malattia, che hanno delle esigenze diverse. Gli acuti richiedono un'elevata assistenza, un'alta specializzazione, quindi per alcuni ambiti c'è la necessità di centri di riferimento e questi vanno definiti, bisogna creare collegamenti tra le diverse strutture, bisogna definire quelli che sono i criteri per la distribuzione del DRG e delle regole di valutazione delle strutture. Ricordo che in alcune regioni italiane il trasferimento da una struttura all'altra è visto come un valore negativo per la struttura, il che non va bene in un sistema che deve funzionare su centri di riferimento. E poi c'è la necessità di attivazione dei gruppi multidisciplinari dappertutto, ma con un riconoscimento dell'attività stessa, quindi un problema di tempo, di tariffe, di personali, per cui ci vogliono le reti, ci vogliono i collegamenti informatici, ci vogliono dei sistemi di retribuzione adeguati. Poi ci sono i cronici, i lungosopravviventi e i guariti, che hanno caratteristiche completamente differenti. Per quanto riguarda i cronici, necessitano di un accesso ai trattamenti uniforme su tutto il territorio nazionale, PDTA e reti oncologiche ancora una volta, ma soprattutto di accesso alla cura nel luogo più vicino possibile al domicilio, e qui il ruolo delle reti è fondamentale. E se pensiamo che dal 2006, quando erano appunto molti meno i pazienti prevalenti, al 2022 le reti che sono andate in attivazione sono decisamente poche, quelle che sono realmente attive al 100%, questo è un problema fondamentale. Ci vogliono semplificazioni burocratiche, quindi una maggiore informatizzazione, una sanità digitale, la possibilità di passare le informazioni da un centro all'altro per poter appunto poi avvicinare il paziente a casa e alla medicina di famiglia. Ci vuole riabilitazione e reinserimento nel mondo lavorativo e nella vita sociale anche per il paziente cronico, perché ha una quota di stato di validità, può rientrare a fare certe attività, eventualmente con riduzione di carico di lavoro, ma deve mantenere una sua vita sociale adeguata. Gli acuti e i cronici necessitano di riabilitazione e qui è fondamentale l'attivazione del piano oncologico regionale, ma questo richiede che ci sia uno stanziamento di risorse adeguato
così come per le reti. Non è pensabile avere delle reti senza un finanziamento ad hoc per le stesse. Una contrattazione dedicata per l'inserimento al lavoro e un adeguamento dei sistemi informatici anche per quanto riguarda l'acquisizione delle invalidità. È difficile pensare di fare un certificato che venga gestito direttamente dagli oncologi quando i sistemi informatici non si parlano tra di loro, ma questo sarebbe l'ideale per accelerare i tempi se venissero messi a posto le problematiche di tipo informatico. I lungosopravviventi aggiungono a queste cose anche la necessità di una modifica radicale del follow-up, perché sono pazienti che non sono ancora dichiarabili guariti, ma che non hanno magari in quel momento la patologia presente e quindi devono fare una gestione differente anche dal punto di vista degli esami. E soprattutto bisogna, a mio modo di vedere, ragionare su una modifica dell'esenzione ticket. Lo 0,48 in questo momento è a tempo limitato, mentre invece dovrebbe passare a un tempo illimitato, limitando il tipo di accertamenti che possono essere considerati all'interno dell'esenzione ticket, cioè non un'esenzione ticket per qualunque esame per un tempo ridotto, ma un'esenzione ticket per tutta la storia del paziente oncologico in funzione di quello che le linee guida e i protocolli di gestione, tipo per esempio il passaporto del guarito, che è un aspetto che potremo considerare successivamente, dicono che sono necessari per questi pazienti. Perché poi ci sono i guariti e nei guariti il follow-up non va completamente interrotto, ma va modificato perché non ricerca più le recidive, perché guariti sono guariti, ma ricerca gli accertamenti per la tossicità a distanza dei farmaci, ricerca le seconde neoplasie, quindi il paziente magari non avrà più bisogno di fare TAC periodiche per la gestione dell'eventuale rischio di recidiva, ma dovrà fare degli ecocardiogrammi per la gestione della cardiotossicità secondaria ai trattamenti che ha fatto. E quindi qui va modificato sostanzialmente tutto. I problemi sono più o meno gli stessi e in più c'è il diritto a non essere discriminati. Diritto a non essere discriminati perché la parola guarita, anche se poco usata sostanzialmente nel nostro paese e come diceva prima Diego Serraino addirittura non riconosciuta dai nordamericani, sostanzialmente si basa sulla remissione completa e l'assenza di trattamento per un certo periodo di tempo e il raggiungimento della stessa aspettanza di vita di un soggetto di pari età e sesso senza progressa patologia oncologica. La guarigione può essere definita basandosi sulla frazione di guarigione, cioè la quota di pazienti che guariscono all'interno della popolazione di quella singola neoplasia, e sul tempo alla guarigione, cioè quanto tempo deve passare perché il soggetto possa essere considerato guarito. Definire un soggetto guarito è molto importante e lo può essere anche per la ricerca, per la pratica clinica, per capire quelli che sono gli effetti a lungo termine dei trattamenti, per l'organizzazione della sorveglianza, quindi la valutazione della sostenibilità dei trattamenti stessi, la riduzione di accertamenti non più utili perché il soggetto è guarito, ma la definizione di protocolli di sorveglianza sugli effetti collaterali e sulle seconde neoplasie, l'adesione agli screening, perché se un soggetto è guarito è giusto che partecipi agli screening per tutte le altre patologie, l'adesione alle misure preventive di prevenzione terziaria, modifica della dieta, astensione dal tabacco, altri cambiamenti nello stile di vita. Per i pazienti è altrettanto importante, perché sapere di avere un'attesa di vita simile a quella delle persone che non si sono ammalate è di primaria importanza, perché toglie l'incertezza sul futuro che altera la qualità della vita. E il fatto che un pieno recupero siano possibili dopo una diagnosi ha ricadute su molti aspetti pratici. Questa è la percentuale dei soggetti guariti. Tenete presente che i guariti dal conteggio che ha fatto vedere prima Diego Serraino sono sostanzialmente potenzialmente 1.608.000 in questo momento e i vivi oltre 10 anni dalla diagnosi sono 1.400.000. Qualcuno di questi vivi oltre 10 anni magari non rientrerà nei soggetti guariti perché ci sono alcune patologie che hanno dei tempi alla guarigione più lunghi, ma una grossa parte di soggetti vivi prima dei 10 anni hanno invece delle patologie che hanno dei tempi di guarigione molto più brevi. In sostanza il problema che si pone è quello del diritto all'oblio del soggetto guarito, cioè la non necessità di dover avere dei danni dal punto di vista sociale per il fatto di aver avuto un tumore. E questo deve portare a un nuovo approccio concettuale. Quindi il paziente può tornare alla sua vita normale, ma soprattutto non deve essere obbligato a dichiarare il fatto di aver avuto una patologia oncologica quando si trova davanti ad alcune problematiche di tipo normativo, assicurativo, richiesta mutui, che possono comportare di fatto il rischio di dover pagare ad un livello maggiore
una prestazione solo perché in passato hanno avuto una patologia da cui sono completamente guariti. Tenete presente che diversi stati, qui sono riportati e da ultimo anche la Romania, quindi Francia, Belgio, Lussemburgo, Olanda e Portogallo prima e nel corso del 2022 anche la Romania hanno fatto delle legislazioni in questo senso e che la Commissione europea auspica che entro il 2025 tutti gli stati facciano una normativa in questo senso. Ci sono degli aspetti culturali, spesso sono i medici stessi che hanno timore a definire un soggetto guarito, invece si deve imparare che questo può essere assolutamente fatto in modo diverso, patologia per patologia, ma deve essere assolutamente fatto. E poi la comunicazione al mondo non sanitario. La diagnosi di cancro è spesso considerata equivalente a una ridotta aspettativa di vita e quindi si passa da un concetto di un vecchio paradigma che è quello cancro uguale dolore uguale morte, a un paradigma completamente diverso che è dal cancro si può, non si guarisce, si può guarire. E quindi se si può guarire, forse vale la pena di partecipare ancora agli screening, vale la pena di aderire a quelle che sono le terapie di comprovata efficacia, perché con quelle si può guarire, vale la pena di aderire alla prevenzione terziaria e questo porta a una riduzione del peso sociale dello stato del paziente oncologico, quindi ha un beneficio importante dal punto di vista della sanità pubblica. Sostanzialmente il paziente invece si trova spesso a incontrare delle difficoltà in ambito assicurativo, in ambito richiesta di finanziamenti, a volte addirittura in ambito lavorativo, anche se non c'è nessuna norma, ma ci sono dei dati che dicono che nei primi 2 anni dopo la diagnosi il paziente oncologico ha una riduzione di quello che è il suo aspetto lavorativo, ha un deficit da questo punto di vista. E nell'ambito dell'adozione il percorso non dovrebbe essere alterato dall'aver avuto un tumore, però a volte questo entra ad aggravare un altro quadro generale, quindi bisogna sostanzialmente puntare molto alla sensibilità dei magistrati e quindi ci vuole una formazione in questo senso. Del diritto all'oblio hanno parlato diversi attori in Italia, si parte da tantissimo tempo fa, quando Fava aveva sollevato il problema, ma poi si è ripartiti alla fine del 2021. Nel corso del 2022 ci sono state 4 proposte di legge, tutte decadute per la fine della legislatura. Fondazione IOM ha lanciato nel gennaio del 22 una campagna di raccolta firme di attività media e social per far conoscere la situazione e per richiedere una legge. Sostanzialmente al 30 settembre abbiamo superato le 100.000 firme, che era il nostro obiettivo. Alla data di ieri erano 104.686, quindi stiamo continuando a raccogliere firme pur aver raggiunto l'obiettivo, ma non ci fermeremo fino a che non ci sarà una legge in questo senso. E abbiamo già chiesto per questo motivo un incontro al Presidente della Repubblica, al Primo Ministro e al Ministro della Salute per la consegna delle firme e per rinnovare la richiesta della legge. Io qui concludo e vi ringrazio dell'attenzione. Grazie Giordano anche per aver sottolineato la campagna per il diritto all'oblio, una campagna importante che vede coinvolto ovviamente Fondazione IOM e le principali associazioni di pazienti. In fondo è una legge di civiltà e ci auguriamo che questa legislatura possa prendere atto. Siamo in attesa. L'altro giorno io ho sollecitato personalmente il Quirinale per avere l'incontro col Presidente Mattarella per avere la consegna formale di queste firme. Sono le 12:30, siamo perfettamente nei tempi e siamo in chiusura. Era un'edizione importante quella del 22 perché era un ritorno, segnava un ritorno alla cosiddetta normalità. Ci siamo impegnati a lungo, siamo arrivati un po' più lunghi rispetto alla presentazione che in genere viene fatta a settembre-ottobre, ma d'altra parte era importante andare a analizzare nel dettaglio gli aspetti legati evidentemente a fornire dei numeri che fossero in qualche modo rappresentativi della realtà. Oggi abbiamo pochissime copie, che siamo arrivati davvero tardi, però il libro è già disponibile in PDF sul sito ufficiale di IOM e anche su alcune testate importanti, da Quotidiano Sanità a Repubblica, che ci hanno chiesto la possibilità di diffonderlo, perché è davvero importante diffondere questo volume. Saverio, anche quest'anno abbiamo in qualche modo raggiunto l'obiettivo che era quello di fornire uno strumento che deve essere di analisi e di approfondimento per meglio gestire le poche risorse che ci sono al meglio e soprattutto per creare un'icona istituzione. Sì, io volevo ringraziare te, ovviamente tutti i presenti, ma tutti gli attori di questo volume che, come diceva il direttore del nostro ufficio stampa, è presente da ora,
da 5 minuti circa sul sito di IOM ed è scaricabile il PDF ed è free per tutti, in modo che possiate dargli un'occhiata. È stato un lavoro complesso dal punto di vista gestionale. Il Presidente Stracci si ricorderà le problematiche che abbiamo avuto fino alla fine con il garante della privacy, ma abbiamo lavorato tutti insieme. Io spero che questo gruppo di lavoro continui a lavorare anche durante il 23, che è l'anno appunto in cui faremo i numeri del cancro del 23. Il mio ringraziamento particolare va a Massimo Di Maio e a Diego Serraino, che sono le persone che hanno fatto questo volume, cercando, indipendentemente dalle riunioni online che abbiamo fatto, cercando di coagulare tutto e costruendo quelli che sono i key points, che sono molto importanti, che trovate nelle prime pagine del volume stesso. Ma non posso ancora una volta ringraziare tutti gli altri attori, la dottoressa Mantellini, la dottoressa Masocco, Fondazione Lavoriamo Insieme, e grazie a voi di essere qui. Buon Natale a tutti. Grazie mille a tutti, è stato un piacere.